Allora, io volevo parlare un po' perché, guarda, sono entrato in madre le mani, perché prima mi pareggio un embolo, e allora meno male che me l'hanno bloccato. Allora, ok questo, perché guardami, guardami, ma che guarda questa faccia di vino qui? Allora, lui è un coglione, mi ha detto. Allora, lei così mi ha fatto tanta cornuta perché la sua moglie era veramente divertente, perché prima ieri mi fa un po' mi fa cadere dal letto, mi ha battuto il letto, mi ha detto. Io vorrei dire che allora la questione è su tale che non aveva più senso, capito? Ma lui è un coglione, lui non capisce niente, è un imbecille. Allora, io decido di non avere più la mia serietà da presidente, perché c'è Obama, lo vedi? C'è Obama, che lui quando va a letto scureggia e avrà tempo da che fare con la sua moglie infatti moccola incessamente, invece lei moccola ancora più, quindi non si deve permettere, capito? Non si deve permettere di avermi. Ascolti, lei fa presidente che sembra un coniglio andato male. E aspetta, tati. Ma che gli farà? Mi sembra tanto un coglione. Allora, parliamo di altre cose. Parliamo per esempio di molti al naso che molti si scaccano, no? Di capo delle robe perché io penso che io sto qui fan caldo che chiaro. Mamma! È vero, allora io sono un negro e quindi se governerò l'America, perché un nero che governa l'America non c'è mai stato, come la mia avversaria Hillary, che lei è una femmina, e quindi è anche una femmina, se governerà, ma tanto ora ho vinto io, però vabbè, io se lo governavo una femmina, tutti gli montavano addosso. Invece che sono un nero, che tutti sono razzisti, stia zitto lei, che tutti sono razzisti, almeno. Allora, non ci posso zitto perché a me mi ha detto. Ok.